Quarta corsa è la terza del Super Frustino. Sono cavalli anziani, ritirato il numero 10 di Rivelino, quindi sono in 9 dietro le ali dell'Autostart. Ricordiamo che Marco Stefani prenderà 2 punti per il ritiro di Rivelino. Stacco della macchina, veloci Solimano, Tisserand e anche Villeroy. Partenza rovente come ci si aspettava. Vediamo Solimano che viene scavalcato. Romeo Gallucci alla fine riesce ad andare davanti col figlio di Equinox B. Solimano mantiene il secondo posto alla corda, cerca di scavarsi il posto. Villeroy, 200 metri velocissimi in 13,8. Insiste Lucio Becchetti, ma il posto non c'è, quindi Solimano rimane secondo alla corda e deve adeguarsi al largo. Driver romano, intanto 400 metri in 28,7. Ora cerca di rallentare un po' il ritmo Romeo Gallucci, sulchi al portacolori di Mario Ruiu, sempre secondo alla corda Solimano. Poi vediamo Stiacino Jet in terza posizione. 600 intanto van via in 45,6. Siamo al passaggio davanti alle tribune con in vantaggio Tisserand B su Solimano, Stiacino Jet. All'esterno è rimasto scoperto Villeroy che è pedinato da Richelieu terzo, poi all'esterno anche Ushuaia B e Nosgir. Tanto 15,7 qui davanti alle tribune, viene fuori un primo giro in 1,1,3. Si gira Romeo Gallucci, vede un po' stanco all'esterno Villeroy. Solimano sempre lì comodo in seconda posizione davanti a Stiacino Jet, chilometro in 1,17 secco. Retta di là, comincia a muoversi qualcuno dalle retrovie, ci sembra Nosgir che prova l'avanzata, ma non è efficace più di tanto. Arriviamo sulla retta di là, passata in 14,8. È ora Rio di Roberto col salvatore di cintura che riesce ad avanzare, pedinato da Nosgir, sempre seconda alla corda Solimano. Ganzi che è uscito all'esterno, è stato infilato da Stiacino Jet, ultima curva passata in 15,1, retta d'arrivo, ancora in vantaggio Tisserand B che è un po' stanco, all'esterno è Rio di Roberto, poi all'esterno di tutti anche Ushuaia B, alla fine Ushuaia B attacca Rio di Roberto, ma Rio di Roberto si difende su Ushuaia B. Poi vediamo intervenire terzo Manuel Pistone con Udet Jet, corsa molto combattuta, 1,15,8 la media al chilometro. Per Rio di Roberto il training è quello di Giuseppe Citarella, la guida di Salvatore Cintura Junior che dopo aver attaccato ai 600 finali si difende egregiamente da Ushuaia B che ci ha provato, poi Udet Jet di dentro sull'1 di Stiacino Jet, mentre quinto è Tisserand B. La vittoria del figlio di Yankee Slide e Zelia, del signor Francesco Iacolare, alla quota di 12,15.